Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Pensando a questo incontro, ho immaginato che Gino Strada fosse ancora tra noi e ho anche pensato che non sarebbe stato qui oggi, sarebbe stato da un'altra parte, in Polonia, in Ucraina, a prestare aiuto come faceva sempre. O se fosse venuto non avrebbe parlato di sé, ma della guerra in atto, di questa incredibile guerra che abbiamo alle porte. Lui che la guerra l'ha sempre combattuta. E per una semplice ragione, perché Gino Strada non ragionava sulle cause della guerra, ma sugli effetti. E se si ragiona sugli effetti, le guerre sono sempre ingiuste. Diceva che la motivazione, o più spesso la scusa per una guerra, fosse sconfiggere il terrorismo, rimuovere un dittatore oppure portare la libertà o la democrazia, sì, perché abbiamo anche avuto le guerre per portare la pace, che erano missioni di pace, sembra un ossimoro. Diceva Strada, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità, le vittime, soprattutto civili, soprattutto bambini. La guerra per me ha sempre avuto la faccia di un uomo stravolto dalla sofferenza, il rosso caldo del sangue e la puzza di bruciato. Se si guardano gli effetti della guerra, la guerra non è mai giusta. La guerra non è mai la soluzione, la guerra è sempre il problema. Devo dire che leggere questo libro, che tratta di argomenti duri e dolorosi, mi ha invece dato una grandissima energia e mi piacerebbe che lo leggessero soprattutto i ragazzi. Innanzitutto per il pensiero utopico di Gino Strada, dove utopia per lui non era intesa come qualcosa di irraggiungibile, ma di qualcosa che ancora non si era raggiunto e che poi si sarebbe raggiunto. Anche Emergency era un'utopia. Mi ha fatto sorridere anche un po' pensare a come è nata. È nata praticamente con l'idea di 4 amici al bar o 4 amici in una casa e è diventata quello che è ora. E nel libro Gino Strada ci dice che molti dei suoi amici, per dargli una visione realistica di questo suo progetto, gli avevano rappresentato costi, difficoltà, rischi, ma lui ragionava in maniera diversa. Dice, a me è sempre piaciuto pensare che l'approccio sia in qualche modo opposto. Prima si decide di fare una cosa, poi si pensa al come e a tutto il resto. Era convinto che nessuna destinazione fosse irraggiungibile per chi inizia a mettersi in cammino, e lui si è messo in cammino. Poi mi ha molto colpito il forte afflato del suo agire. Mi sono ritrovata nella mia adolescenza. Io sono cresciuta in un'epoca in cui si diceva, forse anche esageratamente, che tutto era politica. Per Gino Strada curare i malati era un atto politico, altrimenti, come diceva lui, era un banale lavoro di riparazione dei guasti. Curava le vittime e rivendicava i diritti, che fossero i diritti più evidenti dei paesi del terzo mondo, dove, come lui ci dice, con l'Ebola si salvava una persona su 4, mentre nei nostri paesi se ne salvavano 4 su 5, ma anche per quei cittadini italiani che per una politica dissennata, a mio parere, di aiuto alla sanità privata, i pazienti erano diventati clienti o consumatori. Curare tutti, curare bene, curare ovunque, curare gratuitamente. Questo è il suo messaggio.
e io sono molto felice, quale Presidente, e anche un po' emozionata di presentare questo libro qui in Ateneo a Venezia. Simonetta Gola, che ringrazio insieme agli altri relatori, ci dice di aver scritto la postfazione proprio in questa città, che Gino Strada amava, oltre che per la sua bellezza, anche per i tanti amici che aveva, e Simonetta ci dice che era una persona che amava molto stare con gli amici, ma anche perché Venezia era un simbolo. Dopo tante guerre, Leone di San Marco aveva aperto il libro e deposto la spada. Il libro aveva vinto sulla guerra. Perché la guerra, come diceva Gino Strada, non è una necessità, è una situazione di fatto. Perché finché la guerra resterà un'opzione disponibile per risolvere le controversie, la guerra continuerà ad essere la prima opzione. E non deve essere così, dobbiamo buttare la guerra, come diceva lui, fuori dalla storia. Su questo Gino Strada ci chiama tutti a raccolta, e non chiama a raccolta ormai i governanti, la politica che sappiamo come si orienta, chiama a raccolta noi cittadini, nessuno escluso. E la nostra risposta all'appello sarà il modo migliore per ricordarlo. Grazie. E vuole portare il saluto del nostro sindaco, l'assessore Besio, che invito al palco. Buonasera a tutti. Ho il piacere e l'onore di rappresentare il sindaco Luigi Brugnaro alla presentazione di questo libro, e il saluto che porto oggi, oltre a quello di rito istituzionale, è anche di persona legata a Gino Strada da una sincera amicizia. Il ricordo è vivo in tutti noi e come Comune di Venezia confermo l'impegno assunto per realizzare con Emergency alla Giudecca il polo culturale contro la guerra, un museo dove vivere un'esperienza immersiva che coniuga gli elementi del teatro e del multimediale per creare immedesimazione e far vivere alcuni aspetti chiave del dramma della guerra, dove realtà e finzione si confondono in un'esperienza che catturerà i visitatori. Rinnovo anche l'impegno a un patto di gemellaggio con la città di Hiroshima, su suggerimento proprio di Gino, quando è venuto in visita alla Smart Control Room del Tronchetto, tema quanto mai di attualità, visto che proprio in queste settimane si è tornati così vicini all'incubo nucleare. Sono passati tanti anni da quel 6 agosto 1945, ma sembra che l'essere umano non abbia imparato troppo. In questo momento di terribile dolore e tristezza per il popolo ucraino stiamo cercando come istituzione di dare un aiuto concreto e tangibile a tutte quelle donne, uomini e bambini che si trovano a subire le conseguenze di questo conflitto. Venezia, nell'accezione metropolitana, città aperta e che nella sua storia si è sempre fatta paladina dei valori di libertà e rispetto delle diverse culture, non poteva restare sorda al grido di dolore. Per questo ci siamo subito messi a disposizione nella speranza che diplomazia e buonsenso riescano quanto prima a mettere fine a questa insensata guerra. Anche per questo siamo qui oggi e lo faccio volentieri come mamma di 2 bimbe e come assessore con delega alle politiche educative, perché questi principi partano proprio dai ragazzi, proprio dai giovani, proprio dalla scuola. Voglio chiudere ricordando le parole di Gino Strada alla cerimonia di laurea che si è tenuta in Piazza San Marco nel 2015, 7 anni fa. Allora sul palco salì Gino Strada che, rivolgendosi ai giovani laureati, disse qualcosa che è davvero attuale. Tenete presente che siete un pezzo di un corpo più grande e che avete una responsabilità verso tutti. Avete un dovere, quello di spartire con la società il vostro sapere. Tutti noi abbiamo il dovere di metterci in gioco e spartire questo sapere, ognuno sa in cuor suo quello che è il modo migliore per farlo. Grazie Gino, grazie Simonetta, perché con questo libro avete voluto spartire il vostro sapere e donarcelo. Grazie.
Buonasera a tutti. Io sarò veramente brevissima perché Antonella, la Presidente dell'Ateneo Veneto, ha già detto moltissimo di Gino e poi abbiamo qui pronti a portarci dentro le parole e i pensieri di Gino, Simonetta Strada, che è direttore della comunicazione di Emergency e moglie di Gino Strada, a cui va veramente il ringraziamento di cuore per aver portato a termine il libro di Gino. Senza di lei non ce l'avremmo. Accanto a Simonetta c'è Chiara Valerio, scrittrice. Perché devo dire prima Andrea? Allora, prima Andrea Pennacchi, allora, drammaturgo, attore, lo conosciamo tutti. Nico Piro, giornalista, reporter, è tornato da pochissimo dall'Ucraina, per cui davvero ci potrà raccontare qualcosa oltre a parlare del libro. E Chiara Valerio, la nostra Chiara, anche lei oramai veneziana, a cui poi affiderò la gestione della serata. Mai avremmo pensato di presentare il libro dentro un'altra guerra, la 60ª, se non sbaglio, oggi nel mondo, perché parliamo giustamente della guerra in Ucraina, perché ci tocca molto, perché ci spaventa, perché ci stordisce, perché è vicino a noi, è vicino alla porta di casa, ma ci sono altre 59 guerre oggi nel mondo e anche di questo dobbiamo parlare. Dicevo che non ci saremmo mai aspettati. Guardate, sembra quasi un tragico gioco del destino. Gino è morto il 13 agosto scorso. Il 14 agosto i talebani hanno ripreso l'Afghanistan. Questo libro è uscito il 3 di marzo ed è uscito appena scoppiata la guerra in Ucraina. In questo senso ci manca Gino, perché in questi momenti così duri, in cui siamo tutti affranti, avremo veramente tanto bisogno delle sue parole e di lui che ci indica la strada. Gino era un visionario, perché bisogna essere visionari per mettere in piedi un progetto come quello di Emergency. Diceva prima la Presidente dell'Ateneo, un progetto che è nato 26 anni fa intorno al tavolo della cucina di Gino e che ora vede la presenza di ospedali, di polibus, di ambulatori, centri di riabilitazione veramente in tantissimi paesi. Si è parlato di guerra, ne parlava la Presidente dell'Ateneo, che l'abolizione della guerra era l'obiettivo di Gino, quella che può essere, è oggi un'utopia, ma che lui pretendeva diventasse realtà. Ma l'altra cosa di cui si occupava molto Gino era la cura. E per lui cura non era portare farmaci o interventi chirurgici nei paesi lontani. La sua idea di cura era di attenzione al benessere della persona, non paziente. Lui guardava la persona ed è il motivo per cui gli ospedali di Emergency sono scandalosamente belli, per cui si dà sempre grande attenzione al contesto, ai giardini, ai colori degli ospedali, all'ospitalità, all'accoglienza degli ospedali. Perché questo? Perché Gino diceva che l'eguaglianza è un valore fondamentale, che i diritti
devono essere di tutti, anche degli ultimi, anche nel più profondo dell'Africa, perché se non sono di tutti diventano privilegi. Ecco, questo è Gino, appunto, le utopie, però anche le capacità di realizzare le utopie. Mi fa poi particolare piacere che oggi si presenti questo libro qui all'Ateneo nel cuore di Venezia, perché Gino amava moltissimo questa città, ha abitato per qualche anno a Venezia e ci tornava sempre con grande piacere. Ed era un piacere della quotidianità, non mancava mai, per esempio, di andare a salutare Cristina al mercato del pesce, o passare a prendere un bicchiere all'Arco, una polpetta alla vedova. Gino amava talmente tanto questa città che pochissimi, 3-4 giorni prima di andarsene, prima di quel terribile 13 di agosto, mi aveva chiesto di trovargli una casa a Venezia per poter tornare più spesso e vivere appunto la quotidianità di Venezia. Per cui davvero questa è casa sua, vogliamo che continui ad essere casa sua. Ora solo un ringraziamento innanzitutto all'Ateneo Veneto, alla Presidente Antonella Magaragia, ma a tutto lo staff dell'Ateneo, a incominciare da Silva Menetto. Un saluto a chi c'è, quindi l'assessore che ha parlato poc'anzi, e chi non potendo esserci ci ha mandato un pensiero. Mi piace leggere solo un brano di una bellissima lettera che ci ha scritto il presidente della regione, Luca Zaia. Dice: la voce di Gino Strada è una voce che manca in questa nuova crisi dovuta alla guerra russo-ucraina, un momento drammatico dove sarebbe necessario abbassare i toni del linguaggio e lavorare perché si addivenga presto alla conclusione del conflitto. Gino Strada ha lasciato un segno nella storia come medico e come modello di uomo pronto ad impegnarsi e non risparmiarsi in prima persona per quello in cui credeva, per salvare vite umane, curare le vittime delle guerre e rivendicare i loro diritti. Grazie Presidente. Ringrazio poi Emergency, in particolare Francesca e Miriam e tutti i volontari. Ringrazio i nostri relatori. A Simonetta ho già dato un grazie speciale per aver fatto uscire il libro, e ad Andrea, Chiara, Nico un grazie appunto per essere qui con noi oggi. Grazie davvero. E Chiara, tocca a te. Buonasera, grazie Mara Rumiz di aver introdotto questo spero, usando una frase di Nanni Moretti, spero che il dibattito non sia pesante, con molte B. C'è però una cosa che mi ha subito emozionato: noi siamo 4 al tavolo e ci sono 5 sedie. C'è una frase di Marina Svietaeva quando muore un uomo che ha molto amato, che dice: in questa stanza ci sarà sempre una sedia vuota di te, e infatti c'è una sedia vuota di Gino Strada anche in questa stanza stasera. Il libro Una persona alla volta è strutturalmente testimoniale, nel senso che Simonetta Gola ha preso queste pagine che non erano state completamente finite, le ha concluse con una postfazione e le ha portate in questa... Allora ragazzi, diamoci una sveglia però, e le ha portate in questa forma in cui le vediamo adesso. Comincerei, se Simonetta Gola è d'accordo, a far leggere Andrea Pennacchi, che conoscete qui nella sua persona, primo attore, drammaturgo, dottore di ricerca e anche poiana. Andrea Pennacchi può portarci con la sua voce nella voce scritta di Gino Strada? Con piacere, con grande piacere. Arrivo, sono abbastanza emozionato, non lo nascondo. Uno dei primi libri, io sono ancora rimasto impressionato, lo dicevo prima, da Pappagalli Verdi, che era un libro veramente che mi ha aperto gli occhi su molte cose.
Scusate, è un'onta per me terrificante, grazie. È che io mi alzerei in piedi, però posso alzarmi in piedi? Devi. Vediamo se mi sentite. Scusate. Prendo il gelato adesso. Un attimo che... Arrivo, eccomi qua. Ho il gelato. È stato un libro veramente che mi ha aperto gli occhi su molte cose. Quando ho cominciato a leggere Una persona alla volta, che strane creature ci sono all'Ateneo Veneto. Veramente... Scusate, ma da padovano diffido di Venezia, perché secondo me ci sono strane bestie in giro. Allora, però una cosa che mi ha colpito subito, aprendo proprio il libro, è che comincia a parlare di sé, ovviamente con ritrosia, però dice una cosa che mi colpisce molto. Io lo ripeto sempre, non è merito mio, però è un fatto. Sono figlio di partigiani, sono nipote di partigiani, mio nonno è stato ucciso durante la seconda guerra mondiale, per cui mi colpisce molto che una delle cose di cui è più fiero è che suo zio, quello che lui considera una specie di suo maestro, il suo primo maestro, era coi partigiani, non gliel'aveva detto, come capita spesso a chi è stato veramente dentro la guerra, di non mettersi a raccontare le cose che ha fatto, neanche per vantarsene. E mi ha colpito molto questo pezzo qui, che comincia con i bombardamenti di Milano. Dice: Milano era stata bombardata e a Sesto tutti convivevano con l'incertezza. Le fabbriche di armi, come la Breda, erano tutte lì e si viveva ogni giorno con la paura, scusate, giro pagina che col gelato è più problematico, con la paura che la guerra provoca sempre a chi non può far altro che cercare di nascondersi. Una sera mio padre mi raccontò una storia che per me è ancora la storia della guerra nella mia città. Il 20 ottobre 1944 un bombardiere americano scaricò 80 tonnellate di esplosivo sul quartiere di Gorla, poco lontano da Sesto. L'obiettivo era per l'appunto la Breda, ma ci fu un errore di trascrizione o di interpretazione delle coordinate in codice e quando il pilota si accorse di non poter riprendere la direzione giusta, aveva già tutte le bombe innescate. Invece di scaricarle nelle campagne della Bassa, decise di lanciarle lì, su un quartiere abitato. Una delle bombe colpì la scuola elementare Francesco Crispi. Morirono 184 bambini, 14 insegnanti, la direttrice della scuola, 4 bidelli e un'infermiera, 614 morti in tutto il quartiere. Anni dopo, mentre ero in Afghanistan, un mattino arrivò in ospedale un'intera classe, 23 bambini, fra i 10 e i 12 anni, venivano da Sirobi, a un'ottantina di chilometri da Kabul. Un razzo era caduto sulla loro scuola, ma nella violenza brutale dell'esplosione erano stati più fortunati. Erano feriti, ma vivi. Tutti tranne uno. La guerra non guarda in faccia a nessuno. Mio padre mi parlava ancora, come 40 anni prima. Che è un pezzo che, no, vedendo adesso l'Ucraina, vedendo da tempo ormai, a me ha fatto venire un groppone, perché mio padre e mia madre mi raccontavano dei bombardamenti sulla città di Padova, proprio nel 1944. Tant'è vero che con una battuta mia mamma diceva: ma alleati di chi che ne bombarda sempre noi altri? Perché erano i bombardamenti degli americani e mia madre ricorda con particolare intensità proprio uno molto simile a questo. C'era un rifugio nel bastione, uno dei bastioni rinascimentali della città, c'era un rifugio e una bomba non particolarmente intelligente entrò proprio da uno dei fori per l'aria, diciamo, e riuscì a fare una specie di flipper, come una pallina flipper, entrò nella camera dove stavano, credendosi protetti, le persone che dalla campagna erano venute a rifugiarsi, e anche lì morirono tutti. E mia madre se lo ricorda perché lei invece era rimasta nella campagna e aveva visto questa enorme esplosione che le sembrava come se fosse sorto il sole.
no? Durante la notte. E mi fa dei collegamenti immediati, storici, con la contemporaneità, però io lascerei parlare per poi continuare a leggere altri pezzi, magari. No, grazie, scusate. Simonetta Gola, la sua postfazione gira intorno a questo refrain di Gino Strada di cercare i fondamentali. Lei comincia dicendo: Gino era un chirurgo, affrontava le questioni da chirurgo, apriva, tagliava, ricuciva, e diceva soprattutto cerca i fondamentali. C'è un'osservazione che mi porto sempre dietro, che è di una grande saggista italiana che si chiama Ludovica Koch, che dice che nella vita di ognuno fa irruzione almeno una volta all'assoluto con le sue spietate pretese, ha presenze a mirabili percezioni, segna le grandi svolte della storia personale, ma rende per sempre insopportabile la realtà di ogni giorno. Mi chiedevo quanto Gino Strada e l'esperienza di emergersi per lei hanno rappresentato l'assoluto, se lo hanno fatto, e che significa cercare i fondamentali avendo a che fare con l'assoluto. Allora, spero di aver capito tutta la domanda perché era un po' veloce. Da un punto di vista, per Gino l'assoluto è stato l'incontro con la guerra, l'incontro con le vittime della guerra, nel senso che lui aveva deciso di fare questa esperienza per fare un'esperienza di tipo professionale all'estero, in un paese a basse risorse. La sua idea era di capire com'era il suo lavoro di chirurgo in un posto dove c'erano delle altre necessità e dove c'erano degli altri mezzi. Fece questo lavoro con grande entusiasmo, lo appassionava tantissimo il lavoro da medico e da chirurgo in particolare, e poi a un certo punto si mise a guardare chi erano le vittime. È lì che secondo me ha scoperto l'essenziale del suo lavoro, cioè aveva visto che c'erano delle persone che avrebbero potuto stare bene, essere vive, non soffrire, e che invece soffrivano non per un accidente di natura come può essere una malattia, ma soffrivano per una scelta deliberata di altre persone, che quelle persone non conoscevano neanche, e io credo che questo sia stata la sua scoperta da cui non è più potuto tornare indietro, cioè si è misurato tutta la vita con l'idea che la guerra è una scelta, non è inevitabile, è una scelta tutte le volte che viene fatta, è una scelta, io sono convinta che non esistano scelte catastrofiche, o almeno siano rare le scelte catastrofiche, credo che siano la somma di tante scelte sbagliate, e se non ti fermi in tempo poi arrivi alla scelta catastrofica. Lui aveva questa convinzione che la guerra fosse una scelta che non veniva, in cui si cadeva perché non si erano fatte prima delle altre scelte, e secondo me l'abbiamo adesso tutti sotto gli occhi, e quello che aveva visto lì era qualcosa da cui non riusciva a staccarsi, non riusciva a tornare a fare il suo lavoro normale all'ospedale di Milano, perché lì non c'era disponibilità di altri chirurghi, perché lì i bisogni erano enormi, e con questi bisogni enormi e con questa idea che fosse profondamente ingiusto che degli esseri umani soffrissero così tanto per una scelta di altri esseri umani, lui si è misurato tutta la vita, e da lì ha deciso di creare Emergency e di dedicare poi tutto il suo lavoro a cercare di riequilibrare questa ingiustizia che vedeva nel mondo. Simonetta Gola, ci sono delle pagine molto, molto dure. Quella che mi ha più colpito, in mezzo a un racconto di grande tenerezza per l'umanità e di grande apertura verso l'umanità, è un memoriale davvero commovente da leggere, e dove si capisce che la tenerezza è una questione politica rispetto appunto al senso di comunità. Andrea Pennacchi ha letto questo pezzo che riguardava appunto la giovinezza a Sesto San Giovanni, l'infanzia a Sesto San Giovanni di Gino Strada, dove si capiva benissimo che Gino Strada ha imparato il senso di comunità in questo quartiere popolare di Sesto San Giovanni. Una pagina che mi ha colpito molto è che Gino Strada riferisce che quando si sta lì davanti nel triage, quando arrivano appunto corpi su corpi feriti, non bisogna capire chi è il più ferito, ma chi più possibilità di sopravvivere. Quindi quanto, diciamo, questo libro è un esercizio comunque di vita nonostante tutto, cioè la vita più che la morte. La cosa del triage è una cosa che a me ha sempre colpito, perché quando lo vedi fare durante una mass casualty, il problema è che di solito si cerca di fare il massimo per il ferito più grave. Durante un afflusso di tanti feriti insieme si cerca di fare di più per più persone possibili, perché non si può impegnare una sala operatoria per salvare una persona che magari ha poche possibilità di sopravvivere.
Questa cosa è una scelta per un medico devastante da fare. E io penso che doversi trovare sempre a dover decidere, a sapere che i mezzi sono limitati, le possibilità sono limitate, e sei tu che decidi e fai una valutazione, non decidi arbitrariamente ovviamente, lo fai una valutazione su dei dati che ti sembrano oggettivi, però tu sai a chi stai dando una possibilità e a chi no. E questo io credo che riguardi tutta la vita di Emergency come di altre organizzazioni, cioè dati i mezzi limitati cerchi di sfruttarli al massimo, ma sai che qualsiasi scelta ne tiene fuori altre, qualsiasi scelta di salvare delle persone o di fare delle cose piuttosto che altre. Penso al nostro lavoro, quando guardiamo discutiamo a fine anno i budget, abbiamo tantissimi progetti e poi si dice non riusciamo a ampliare i criteri di ammissione in quell'ospedale perché dobbiamo ristrutturare le sale, ad esempio. Quella cosa lì è una cosa che può essere letta solo attraverso i numeri e può essere invece letta come una cosa che faccio perché poi sarò in grado di salvare più persone, però perché le sale saranno di più, perché funzioneranno meglio, saranno più efficienti e tutto il resto. Però io sto facendo quella scelta in quel momento non dando delle possibilità alle persone che invece avrebbero bisogno. Io credo che il dover far conto di risorse così limitate di fronte a bisogni così grandi sia un altro tema che emerge nel libro, perché quando noi scegliamo di spendere in spese militari con grande facilità invece che spendere in assicurare diritti essenziali dall'istruzione alla salute, noi facciamo una scelta che deriva fino a un certo punto dalle risorse, cioè le risorse ci sono, noi diamo una priorità a una cosa e un'altra. Io credo che il tema della scelta sia un tema un po' trasversale in tutto il libro e credo che sia poi la cosa più faticosa, la cosa più pesante che emerge, perché si possono fare tante piccole scelte che portano dei risultati importanti, che possono portare alla nascita di un'organizzazione, a prendersi cura di alcune cose, e necessariamente si lascia fuori qualcuno, oppure si possono fare delle scelte che portano progressivamente alla guerra o a disconoscere certi diritti o certe prerogative. Vorrei che commentasse o che argomentasse e che lo facesse anche Andrea Pennacchi questa frase che c'è nel libro e che è una specie di basso continuo di tutto il libro. Gino Strada dice non sono un pacifista ma non voglio la guerra. Come si fa a non essere un pacifista e a non volere la guerra? In che modo? La cosa interessante e veramente, ripeto, commovente che esce da questo libro è come non esistano teorie senza pratiche, non esiste teoria della cura senza pratica della cura, non esiste pensare di andare in un posto e salvare delle persone senza andarci realmente. In questo libro esce una cosa che io l'ho incontrato una sola volta a Gino Strada grazie a Mara Rumiz, che esistono i corpi che fanno le cose e i corpi portano le idee e i corpi portano possibilità e i corpi sono l'unica cosa che ci fa incontrare con altri corpi e capire se quegli altri corpi soffrono o no. Quindi che significa non essere un pacifista ma non volere la guerra, Simonetta Gola o Andrea Pennacchi? Nel caso di Gino si riferiva a una cosa, al 2001. Nel 2001 si votò, c'erano grandi manifestazioni per la pace, ma in realtà nel frattempo chi poi partecipava alla manifestazione, ad esempio da Perugia Assisi, votava in Parlamento per l'aggressione all'Afghanistan. Dico aggressione perché questo fu, nel senso che gli Stati Uniti reagirono all'attacco di un gruppo terrorista armato che aveva sede in Afghanistan ma che ovviamente non era uno Stato. Avevano ignorato una risoluzione delle Nazioni Unite uscita il 12 settembre del 2001, quindi il giorno dopo. Fecero un intervento al di fuori del diritto internazionale e lo fecero non perché erano sotto attacco in quel momento, quindi era un'aggressione e noi come Italia ci andiamo dietro. Quindi l'idea di Gino era: se io incomincio a dire che esistono delle guerre, siamo tutti pacifisti, andiamo tutti alla Perugia Assisi, facciamo tutti la bandiera della pace eccetera eccetera, però
c'è una guerra che è giusta perché comunque ci sono i talebani, c'è la guerra umanitaria perché comunque l'aggressione dei serbi va punita, va fermata, eccetera, 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 perde senso la parola pace. Allora, se io dico che sono contro la guerra, sono molto più chiaro e sono molto più onesto, perché comunque la guerra è quella cosa lì. Prima di tutto è la morte di persone che non c'entrano niente con la guerra. Poi c'è anche il tema dei soldati, perché molto spesso i soldati sono i figli dei poveri che non trovano altro lavoro e vanno a combattere, penso agli eserciti degli Stati Uniti, quindi comunque non è che le vite dei soldati non siano considerate, però i soldati in qualche modo scelgono di partecipare a una guerra, i civili si trovano che non sapendone niente, non avendo nessuna responsabilità, si trovano colpiti. Siccome l'esito della guerra è sempre la sofferenza dei civili, qualsiasi guerra va rifiutata, e se il tema della pace, il nome della pace comprende e rappresenta tante cose così diverse, così interpretabili, che lasciano spazio a così tante morti e sofferenze, allora è meglio parlare di essere contro la guerra. Pennacchi. Speravo ti fossi dimenticata. No, perché io sono... ho la malattia del teatrante, nel senso che è una malattia brutta, nel senso sento sempre dentro di me tutto il Parlamento completo delle voci, e ovviamente sono per la pace, non amo la guerra, però poi i partigiani, cioè purtroppo io vivo sempre tirato un po' da... È ovvio che ci sono, ecco, almeno ho imparato una cosa, che non bisogna, e Gino lo dice molto bene citando uno storico americano, non bisogna partire dalla presunzione che noi siamo i buoni, no? C'è sempre questa, molte cose brutte cominciano così, quando cominciamo a dire noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, perché noi loro esiste sempre. E a volte è anche una cosa buffa che ci si può giocare, come Padova-Venezia, e a volte invece è una roba che comincia buffa e dopo invece diventa noi siamo il bene, voi siete il male, quindi se veniamo a estirparvi facciamo un favore all'umanità, perché se siete il male, e credo che sia quello il seme nero della guerra, no? Quello del momento in cui qualcuno comincia a dire noi abbiamo diritto di vivere, voi no. Per cui in questo senso anch'io sono estremamente contro la guerra, e lo capisco, e lo si capisce dal mio punto di vista con l'empatia, questa cosa dei corpi, no? Questa cosa che faccio un esempio sciocco perché è nella mia natura. C'è una forma di razzismo veneta che è a volte abbastanza diffusa, ed è vieni qua, ne roba al lavoro, però a questo razzismo teorico generico, se tu opponi delle domande precise, tipo sì, ma Mohammed, quello che lavora con te, Capano, lui no, sei una persona bravissima, meravigliosa, vabbè, ma è Oleg quello che viene, Oleg, lo sta a parlare che corre la macchina perché sei una persona, cioè quando incontri l'altro, oppure come il quartiere di mia madre, che era un quartiere popolare in cui i litigi, e non un quartiere ghetto, no? Perché a volte si possono costruire i conflitti anche così, ma un quartiere popolare in cui pian pianino, siccome la popolazione diventava sempre più anziana, sono entrati famiglie di albanesi, famiglie di varie provenienze africane, però lì la cosa bella è che io andavo e i problemi erano di condominio. Basta con sto fritto che fa la cosa. No, era una roba. La signora albanese che lamentava, il ragazzino arriva tardi sopra, lo faceva rumore. E nessuno parlava più di stranieri, erano problemi di condominio. Non che non possono diventare molto violenti, ovviamente sappiamo tutti che il vicino può essere particolarmente fastidioso, però l'empatia, l'essere vicini impedisce, secondo me, i mali del pensiero, quantomeno, quelli per cui appunto puoi dire io sono pacifista, io metto la bandiera arcobaleno, però i serbi, no, ti impedisce quella cosa lì.
quando conosci, quando sei stato, quando... Io tra l'altro, poi chiudo perché non voglio, ma sono stato a Sarajevo quando era da poco finito l'assedio con un ragazzo serbo, e quando siamo entrati nella biblioteca di Sarajevo, Uroš ha pianto tutto il tempo. È una cosa, cioè come fai a pensare questo ragazzo è il male? E per cui sì, più tocchi, più sei lì, più vedi le ferite, più non puoi che dire no, la guerra è male, quello sì, la guerra è male. Si capisce molto bene leggendo questo libro quanto bisogna cercare di non compiere il male. Una volta che è stato compiuto il male, rispondere col male è peggio, e quindi l'unica cosa che si può fare è curare le vittime. Nico Piro, l'esperienza di Emergency è fortemente legata all'esperienza di ospedali di guerra che comincia a fare Gino Strada tornato dagli Stati Uniti d'America, tra cui c'è anche Kabul. Lei che in Afghanistan è stato e sull'Afghanistan ha scritto qual è il suo Afghanistan anche relativo, diciamo, all'entrata di Emergency, degli ospedali di Emergency in Afghanistan. Lei sarei io. Sì. No, diciamo che prima mi scuso, io mi sono allontanato non perché c'avevo l'offerta di Sky, quella che ti chiamano per la fibra al telefono, ma perché mi avevano chiamato alla radio e mi avevano chiesto un piccolo intanto. Vi saluta Massimo Cirri di Caterpillar. E a quasi un mese dall'inizio del conflitto, e mi hanno chiesto, la piglio un attimo larga, mi hanno chiesto ma un mese dopo il conflitto che è successo? E io gli ho risposto sono morti almeno 1000 civili innocenti e ne sono stati feriti almeno 2000, e ci sono 10 milioni in fuga da quel paese. Purtroppo ci piace tanto raccontare, in parte lo faccio anch'io, la guerra con i carri armatini del Risico, gli assi di inserimento, le sacche, le manovre, il convoglio bloccato, la logistica, che sono poi tutte cose interessanti per capire che cos'è una guerra. Però e io tra l'altro vivo dei giorni di grande amarezza, perché vedo che il povero Orwell, che come i partigiani è stato citato a sproposito durante la pandemia da chiunque, in realtà diceva una cosa, diceva tutte le voci che si levano a favore della guerra sono le voci delle persone che non la combatteranno mai. E io vedo che ormai si sta moltiplicando la schiera degli, io li chiamo gli opinionisti con l'elmetto, quelli che dal loro comodo attico in centro ci dicono che ci vuole la no-fly zone, ci dicono che non bastano le armi, che ci vogliono i carri, che dobbiamo entrare in conflitto, che il male assoluto va combattuto, perché se non è oggi l'Ucraina, domani sarà il Baltico e così via. E ormai vedo una desertificazione, per questo è un libro importante. Questo non è un libro su Gino Strada, questo è un libro universale, perché oggi in Italia c'è una totale desertificazione del pensiero. Il pluralismo è finito, chiunque parli di pace è amico, è nemico della patria, e io personalmente col blocco, le sanzioni con lo SWIFT ai russi non riesco più a avere un bonifico dal Cremlino. Ve lo dico, con i talebani è sempre stato un casino, ti hanno sempre pagato con difficoltà. Meno male che... Però il caviale... No, sì, vabbè, almeno i benefit. Meno male che ci resta Soros, che almeno sui migranti è puntuale. Però diciamo che ormai parlare di pace, che è la cosa che ci consente di stare qui, che è la cosa che, come ci consente di avere il benessere che abbiamo, è diventata una specie di bestemmia. E allora tu sei per la resa dell'Ucraina, ma tu sei per... Ormai è veramente è preoccupante, io lo chiamo il pub, il pensiero unico bellicista, non c'ha la birra Andrea il pub, questo. Nel senso che ormai è un pensiero unico che non ci lascia la possibilità di argomentare, perché se non sei per la guerra sei un nemico. E questo è un impoverimento, un avvelenamento della nostra democrazia, perché oggi sarà la guerra e domani sarà qualche altra cosa. E il dissenso non avrà più posto. Ora, tornando, l'ho presa un poco larga alla sua domanda, io credo una cosa, che Gino ci ha insegnato una cosa. Lui diceva, se i politici dicessero ai loro elettori
domani andiamo in guerra. Però attenzione, su 10 persone che moriranno o verranno fatte a pezzi, perché poi ferito è un termine spesso molto, come dire, bomboniera, 9 saranno innocenti, nessuno sosterrebbe mai una guerra. Si lavorerebbe per prevenirla, si lavorerebbe per fermarla al tavolo negoziale. Ed è una cosa che ci dimentichiamo sempre questa. Io però sono particolarmente scioccato dal fatto che oggi si dia forza all'ipotesi guerra come un'ipotesi unica, esclusiva. Perché? Ma scusatemi, noi abbiamo dato laicamente alla guerra 20 anni per dimostrarci chi aveva ragione. Anche se Tony Blair ci ha detto che siamo impazienti, cazzo 20 anni. Noi abbiamo dato 20 anni alla guerra. Dopo l'11 settembre ci hanno detto che le guerre ci avrebbero portato sicurezza. Hanno generato solo insicurezza, perché l'attentato al Bataclan nasce dalla destabilizzazione dell'Iraq, perché il 4,5 e la produzione di oppio in Afghanistan, che si è moltiplicata di 4,5 volte, e se non è insicurezza quella non so che cosa sia, è successo perché c'era una guerra. Abbiamo dato per 20 anni alla guerra l'opportunità di darci torto di avere ragione, di affermarsi come uno strumento che i problemi li risolve e invece li complica solo, eppure più di 20 anni dopo siamo sempre a ragionare di guerra. E lo facciamo con una leggerezza impressionante. Io ho fatto un piccolo documentario una volta di 5 minuti che tra l'altro ha avuto, non me l'aspettavo, un incredibile successo. Adesso ho appena vinto un premio in Australia, e in cui mostravo un po' l'interno dell'ospedale e facevo vedere, poi c'era anche una versione più lunga, e facevo vedere Guardate, quando c'è una guerra, sapete che succede? Che le persone smettono di essere persone, diventano numeri. 15, 20 morti, 40 morti, 100 morti all'autobomba, non vi dicono mai che sogni avevano, che famiglia avevano, che età avevano, non ti dicono nemmeno il nome. Poi, giustamente da noi, se si fa un incidente sulla tangenziale, sai tutto. Giusto, giustissimo, perché poi quando capisci che le vite sono vite spezzate, che vite sono, tu ti rendi conto che è l'ora appunto di mettere l'autovelox sulla tangenziale, di fare delle cose per impedire che ci continui a morire. In guerra le vittime diventano numeri. Io in quel piccolo documentario provavo a far vedere invece i volti dei feriti, che erano per lo più quasi tutti bambini. E come erano feriti? Purtroppo la guerra ha una sua algebra. All'aumentare delle blindature aumenta la carica esplosiva. Noi in Afghanistan abbiamo visto, ma anche in altri luoghi, abbiamo visto persone che perdevano per le mine una gamba o un braccio. Oggi ormai le persone monoamputate sono un lusso. Ci sono le persone pluriamputate, 2 gambe e un braccio, 2 braccia e una gamba. E io credo che chiunque assuma un ufficio politico abbia il dovere di visitare un ospedale di guerra, per rendersi conto, anche quando parliamo di feriti, io dicevo prima, feriti è un po' una parola bomboniera, sono feriti, cacchio, sono fortunati, ce l'hanno fatta. In realtà i feriti sono persone che hanno ferite che spesso nessuno riesce a curare, perché le braccia e le gambe non ricrescono. Sono persone che hanno la vita segnata, sono persone che sono state fatte a pezzi e che abbiamo provato a rattoppare. E io credo che fin quando questa certezza, questa contezza non sarà presente in tutti noi, non potremo che continuare a infliggerci la tortura inventata dall'uomo che è la guerra. E invece sarebbe l'ora che, per un fatto proprio di civiltà, anche perché poi le guerre le facciamo per superiorità di civiltà spesso, no? Sarebbe anche l'ora, le giustifichiamo così. Il premio Nobel Obama nel 2008 ci ha detto che esisteva la guerra giusta. Esistono delle guerre giustificate più o meno, ma la guerra giusta non esiste, è un ossimoro, la guerra è la cosa più ingiusta che esiste. Quindi io credo che questo libro sia anche l'occasione per
tornare a parlare, a non dare per scontato lo stato di guerra, perché nel nostro pensiero, questo accade accaduto un po' negli ultimi 15-20 anni, tutto sommato siamo passati dalla normalità della pace alla normalità della guerra. E ripeto, dopo 20 anni in cui abbiamo dato alla guerra l'opportunità di dimostrarci che aveva ragione, siamo sempre allo stesso punto. La guerra non è uno strumento di soluzione dei problemi, è un modo per complicarli. Ed è un modo anche per, come dire, fare affari, è un modo per fare tutta una serie di effetti collaterali, l'economia di guerra e quant'altro. Io non dimenticherò mai, nel 2007 ero a Kabul, ci fu un attentato contro una colonna di militari francesi, io ero l'unico occidentale che era lì, assieme ai giornalisti afghani, e una folla mi si avvicinò, mi prese di peso, infatti io pensai che le cose stavano mettendo male, e mi portarono a circa 200 metri dal luogo dove eravamo noi, che era un ponte in costruzione, in un piccolo vicolo, insomma, una piccola strada laterale, e io insomma lì avevo capito che forse ci potevamo salutare, e in realtà loro di peso mi portavano davanti a dei negozi, delle baracche, e mi dicevano, per farmi vedere perché in quel giorno i negozi non potevano aprire, e davanti ai negozi c'era il braccio del kamikaze che guidava l'auto, che aveva colpito a circa 700 metri di distanza una colonna francese, che con questi strani miracoli della balistica era stata tagliata di netto dall'esplosione ed era stata proiettata a 700 metri di distanza con ancora la cordicella del detonatore attaccata stretta in mano. E io credo che lì, in quella scena, non ci fosse replica, cioè c'era sostanzialmente tutto, e sono cose che sappiamo, le sappiamo abbondantemente, le conosciamo, eppure continuiamo a credere che quante volte vanno detto in questo mese, domenica, la Russia finisce le risorse per la guerra, non hanno carburante per i mezzi, il convoglio è bloccato, il convoglio di 60 km a nord di Kiev è bloccato, cioè ci hanno fatto, come dire, gli analisti che poi ci fanno credere che, per carità sicuramente in buona fede, non metto in dubbio la buona fede, che comunque ci sia una soluzione militare alle porte. Un mese dopo, se studiate il risico della guerra, cosa che io faccio tutti i giorni, sui 4 assi di inserimento nel paese, la guerra è in stallo, il che vuol dire che se non si trova una soluzione negoziale contro la quale tutti fanno il tifo, perché ormai c'è un'equivalenza fra negoziati e resa, noi ci corriamo il rischio di avere un Afghanistan nel cuore d'Europa, cioè una guerra che non finisce più, open end, che non si sa quando finisce, che diventa una guerra di guerriglia e che moltiplica l'insicurezza. Io ricordo solo, e qui scusa concludo, Operazione Ciclone, 1984, abbiamo riversato una catasta di armi sull'Afghanistan perché i mujahideen dovevano essere armati contro i russi, i sovietici e vincere la guerra. Il risultato finale di quell'operazione è che abbiamo creato la faccio breve, abbiamo creato il breeding ground, abbiamo creato abbiamo seminato le condizioni affinché l'Afghanistan diventasse un luogo di jihad. Però l'abbiamo fatto per vincere una guerra giusta. Consiglio. In questo libro non c'è un aggettivo per la guerra, c'è sempre solo la guerra, quindi non ha neanche bisogno di dire se la formulazione guerra giusta o ingiusta sia corretta o no. Gino Strada usa la guerra, sa come è fatta la guerra e le guerre sono tutte uguali. Tuttavia, se non vi è capitato di leggere, riguardo all'Afghanistan ci sono i libri di Atik Raimi, che è naturalizzato francese ed è tradotto per i tipi di Einaudi da Yasmina Melawa, e sono tutti libri straordinari, e sulla creazione
del mercato della guerra rispetto alle piantagioni d'oppio, che cominciano molto prima con l'impero britannico, ci sono 3 libri di Amitav Ghosh che sono pubblicati in Italia da Neri Pozza per la traduzione di Anna Nadotti. Andrea Pennacchi, volevamo sentire ancora la sua voce, la tua voce, la voce, esatto. La di lui voce. Io vorrei leggere un altro brano. Sì, e anche però poi va bene, La se guerra volete, dei Bepi. dico anche una roba mia, però Sì. perché secondo me questo libro è anche una specie di manuale. Cioè è un libro molto saggio, senza moralismi, però ti dice delle cose anche filosofiche che tu ti puoi portare a casa e usare proprio nella vita quotidiana. Ne sono convinto di questa cosa. Ad esempio, quando mi dice come si fa ad avere una specie di lasciapassare informale nelle situazioni di guerra, al di là della foto di Baggio, che mi trova d'accordo, diciamo, mi sembra un lasciapassare favoloso, Il santino di Baggio. però dice bisogna rispettare delle regole, e io sono d'accordo, anche proprio la parte poiana di me rispetta queste cose, perché innanzitutto curare bene le persone, questa è la prima garanzia, perché se le persone sanno che per loro e le loro famiglie il tuo ospedale è una risorsa vera, saranno pronti a difenderlo, se e quando servirà. Quantomeno ci penseranno 2 volte prima di farti un danno. Poi, qualunque cosa accada, devi sempre ricordarti che quella non è la tua guerra. Non puoi permetterti di schierarti, neanche quando vedi le cose peggiori, perché le tue possibilità di azione diminuirebbero drasticamente e altrettanto drasticamente aumenterebbero i rischi. C'è per me anche una motivazione personale nell'essere neutrale, un ribrezzo per le conseguenze della guerra, sofferenza e morti e feriti, che mi ha sempre impedito di parteggiare per uno qualsiasi dei contendenti. Infine, devi essere indipendente, sempre. Significa che devi tenere separati i tuoi obiettivi da quelli politici, militari, economici di chi hai intorno. Tutte le volte che è stato possibile abbiamo aperto un ospedale in ogni lato del fronte. Le cure devono essere accessibili ai feriti di tutte le parti in conflitto per non essere strumentalizzate a favore o contro qualcuno. Non è sempre facile rispettarli, ma se ti trovi a lavorare in mezzo a una guerra, questi 3 principi sono una specie di assicurazione sulla vita, e quando tutto ti rema contro devi alzare la voce. Poi c'è un bellissimo racconto su un evento. E io proprio penso che anche nella vita potremmo seguire queste indicazioni in generale, diciamo, perché comunque c'è spesso una componente di conflitto nella vita sempre. E io ho pensato di leggere un pezzo, io ho scritto un racconto su mio padre, ne ho scritto anche uno su mio nonno, ma quello ve lo risparmio. Ne ho scritto una cosa su mio padre che era partigiano a 17 anni, poi viene catturato e portato in campo di concentramento. Dal campo di concentramento, grazie a Dio, esce, liberato dagli americani, e quindi diciamo la storia in sé è una commedia, nel senso che finisce bene con lui che torna e tra l'altro prende una decisione molto importante che non vi dico perché spero che veniate a teatro a sentirla, però una cosa volevo leggervela perché adesso capirete, spero perché. Cioè all'inizio dell'azione partigiana di mio padre, scusa, mi alzo perché scusate, ho questa roba, questa innata teatralità. All'inizio dell'azione partigiana di mio padre fanno delle azioni che sembrano poco marziali. Cioè la banda di mio padre recupera materiale aviolanciato, cibo per lo più, scambiano i cartelli in maniera che i tedeschi si perdano con i loro mezzi, mettono chiodi sulla strada, fanno delle manifestazioni, scioperi e altre cose così. Però loro, hanno 17 anni, sembra di far poco. Non solo, ma il generale Alexander, sempre per restare nell'ambito delle grandi idiozie di guerra,
dice nel 1944: insorgete italiani perché stiamo arrivando, ma è un mese di guerra e stiamo arrivando. Gli italiani insorgono e gli alleati non arrivano. E quindi i fascisti e i tedeschi hanno tempo di occuparsi dei partigiani che nel frattempo si sono esposti e cominciano a fiorire sugli alberi strani frutti, banditi impiccati col cartello che ho scritto Banditen, forse avrete visto anche delle foto. E mio padre questa roba la vive malissimo, ovviamente, la vive con un pensiero di vendetta. Per fortuna o per sfortuna la banda incontra un ufficiale dell'esercito italiano che è scampato alla Russia e ce l'ha con i fascisti, non per motivi politici, ma proprio perché gli avevano dato una bella guerra in cui poter fare carriera e lo hanno mollato in Russia a tornare da solo e a perdere quasi tutti i suoi uomini. Questo gli dà delle bombe alla banda, tedesche però, che sono speciali, mentre le bombe italiane insomma sono un po' così. E infatti quando si incontrano l'indomani, Bepi, è il nome di battaglia di mio padre, che tra l'altro, scusate inciso, aveva scelto come nome di battaglia il nome di mio nonno. Momento di genialità bellica straordinario. Però anche gli altri nomi non erano da meno, perché Pippo era Tombola e Vladimiro, da Vladimiro Lenin, era il loro caposquadra. Fissano sul tavolo questi oggetti strani, le bombe tedesche, le M24, che sembrano pestelli di mortaio, schiacciapatate a manopola le chiamano. E il tenente Lucconi, quello della Russia, li guarda con gli occhi stanchi e dopo un po' che guardano le bombe in silenzio gli guarda e fa: sapete usarle? Volete che vi insegno? Chi è il più in gamba di voi? Lui che è artigiano, stampatore, tipografo a mano. Grazie Pippo. Vieni qua, stampatore, tipografo a mano, vieni, ti faccio vedere. Allora, questa in fondo alla manopola di legno è una spoletta. La tiri via e si accende la miccia. Hai 4 secondi per lanciarla. Ocio, lanciala, che questa è una bomba vera, roba buona, uccide sul serio, no come le bombe a mano italiane che al massimo ti spolverano il sedere di schegge di alluminio e passi la giornata a fartele togliere con le pinze. Cosa fai, stampatore a mano? Prendi appunti? Sì, perché sulla teoria so fortissimo. Guarda che la teoria non ti serve a niente in guerra. Io in Russia ero arrivato fin dietro a una sentinella, ma all'ultimo momento il dito mi si è fermato sul grilletto. È difficile uccidere a sangue freddo uno che non conosci. E non preoccuparti, che quando servirà la devi togliere, la spoletta. Sì, non ti preoccupare che quando serve, quando vedo i fascisti, la tolgo la spoletta e la lancia. Sì, Pippo, la lancio anche a distante, va bene? Oh, bravo stampatore a mano, psicologicamente è più facile buttare una bomba anche se ammazzi degli innocenti che sparare direttamente a un colpevole, bravo. E il tenente va via e tutti si girano verso il caposquadra Vladimiro e gli dicono: adesso cosa facciamo? Aspettiamo ordini, vediamo. Allora intanto Bepi mette via la bisaccia sull'argine, fa un buco, ce le mette dentro e noi aspettiamo dal comando di sapere cosa fare con tutto sto ben de Dio o del demonio. Però mio padre, quando ha fatto la buca e coperto le bombe, non riesce più a dormire, si avvicina all'ora dell'azione. Tutto quello che hanno fatto fino a quel momento non era che una preparazione, gli scalini. Questa è la vetta, il lavoro sportivo come lo chiamano i veterani, portare il terrore, gettare le bombe in un bar frequentato da tedeschi o in casa dei marsi, dei brigatisti neri. Manca poco. Qui mi fermo perché vengono fermati però l'ho voluta leggere perché c'è questa fase di entusiasmo che c'è nel libro di Gino, questa cosa per cui la guerra è dolce agli inesperti, no? Che è una cosa di Erasmo da Rotterdam. La guerra, che c'è questo fervore bellicista che sentiamo in giro, a volte viene anche da questa roba qua, dall'entusiasmo, vedi gli ucraini come si stanno difendendo bene, guarda come... Io francamente... anch'io l'ho sentita questa cosa, no? Questa cosa di un popolo che si difende da un altro popolo, la senti. Però poi mi vengono i brividi quando vedo i video di ragazzi che lanciano questi missili guidati anticarro
e quando colpiscono e dentro c'è gente che sta morendo, bruciata nel peggiore dei modi peraltro, gioiscono come se fosse un videogioco. C'è sempre stata questa componente in guerra e almeno noi che stiamo a casa potremmo evitarcela. Questa è la chiusa. Simonetta Gola, questo libro si apre in fondo con una discussione su queste bombe fatte per i bambini, tra l'altro dallo Stato italiano. Quindi la posizione, diciamo, di Gino Strada è raccontata, la posizione di Gino Strada la sappiamo. C'è una cosa che mi ha molto stupito e che non sapevo, ho imparato leggendo questo libro, che a un certo punto Gino Strada faceva delle foto all'inizio quando andava negli ospedali, un po' per ricordarsi le facce, un po' perché, come diceva prima Nico Piro, in guerra ci sono dei numeri e non sappiamo che facce hanno o che volti hanno le persone. Poi a un certo punto smette di fare queste foto. Perché? Le faceva per far vedere anche a casa, per portarle a casa, per vedere, perché era talmente incredibile vedere così tanti bambini, così tante donne. Se uno parte con l'idea che la guerra sia una questione che riguarda gli eserciti in qualche posto sconosciuto, in una landa isolata da tutto, non si può immaginare che ci siano dei bambini o delle donne, quindi faceva le foto per farle vedere a casa e poi a un certo punto ha smesso di farle, un po' per rispetto nei confronti delle persone che erano in un momento ovviamente di sofferenza e quindi essere fotografate poteva esporle, farle sentire un po' esposte, e un po' per proteggere se stesso, perché questa cosa era ovviamente portarsi dietro l'orrore, in qualche modo contaminare poi il suo spazio personale, privato, a casa, con qualcosa che voleva lasciare nel posto dove l'aveva conosciuto. Cercava di separare le due cose, perché per quanto se le portasse dietro come pensiero costante, sia di ricordo sia pensiero per capire come fare di più e come fare meglio, aveva bisogno anche del tempo completamente libero, della testa libera, per quanto potesse riuscirci. Abbiamo delle fotografie nel nostro computer, nel nostro server di comunicazione, abbiamo delle fotografie dove c'è scritto non usare. Adesso non si usano tutta una serie di foto per la questione della privacy, ma abbiamo una serie di foto dove c'è scritto non usare, perché anche per noi che siamo abituati a vedere certe cose, perché è il contenuto del lavoro che facciamo, sono delle foto troppo forti da vedere, sono delle foto dove non riconosci un essere umano, e quindi quando non smetti di riconoscere un essere umano in una persona che è davanti a te che soffre, è una cosa che fa paura pensando alla sofferenza, ma fa paura pensando a dove si può arrivare. Io penso sempre, quando vedo questa cartella, qual è, se facciamo bene a non far vedere, perché da un lato mi sembra di rispettare la dignità delle persone, dall'altro mi dico, ma se non si vede che cos'è la guerra, allora se ne continua a parlare con questa disinvoltura. Per cui è inevitabile creare delle vittime civili, è inevitabile che qualcuno soffra, perché poi c'è la libertà, perché poi c'è la giustizia. Ne parlava prima Nico, di libertà e giustizia ne abbiamo avuto pieno la propaganda di tutta la guerra in Afghanistan, si chiamava Enduring Freedom la prima missione, quindi insomma si parlava proprio della libertà e abbiamo visto com'è finita. E quindi diciamo, in qualche modo noi continuiamo ad avere quel dilemma di Gino: si fa vedere con la paura che poi le persone si spaventino e si allontanino e si sentano di doversi proteggere, con la paura di mancare anche un po' di rispetto alle persone che soffrono, o non si fa vedere e però poi le persone sono in grado di capire lo stesso? Io spero che le persone lo capiscano attraverso le parole di questo libro, che cos'è la guerra, di come è poi un punto di non ritorno anche per chi la guerra la fa, perché non solo per i feriti. È uscita questa settimana, credo, una notizia sui reduci degli Stati Uniti della guerra in Iraq. Adesso non mi ricordo purtroppo il numero preciso, ma un numero impressionante di suicidi ogni anno tra i reduci. 22 al giorno. Cosa? 22 al giorno. 22 al giorno, ecco. Quindi anche tra chi la guerra la fa vittime. Non le fa tra chi la guerra la decide, perché la decide e fra
lui e l'effetto della sua decisione ci sono troppi scalini perché se ne renda veramente conto, forse perché se ne rende conto però tiene in considerazione maggiore altre cose. Ma chi la guerra la fa e la guerra la subisce ne è vittima, non dico allo stesso modo, ma ne sono entrambi vittime. Lascerei a Nico Piro la chiusura su tutta una riflessione su quando abbiamo incominciato a creare i nemici, e Gino Strada ne parla a partire dall'Afghanistan, la teoria della creazione del nemico. Però rispetto a quello che diceva Simonetta Gola sull'utilità di questo libro, io non sono mai stata in un ospedale da campo, non sono mai stata in un ospedale di guerra, non sono mai stata in una zona di guerra. L'unica volta che sono stata in Africa centrale per un progetto che si chiama Stand Up for African Mothers, sono andata vestita come il tè nel deserto perché non avevo capito quanto era grande l'Africa, e ogni volta che arrivo a Venezia la mattina passo davanti all'isola Tiberina dove c'è una bellissima insegna su un ospedale, ma ho capito che è un'insegna di una persona che non è mai stata in guerra come me, e c'è scritto: se non potete guarire, curare; se non potete curare, consolate. Ecco, leggendo questo libro si capisce che non c'è alcuna consolazione se viene impedito alle persone di curare altre persone. Nico Piro, perché la creazione del nemico? A cosa serve la creazione del nemico? E rispetto alla posizione di Emergency e alla parabola di Emergency, quanto hanno combattuto contro l'idea di creare un nemico? Ma io dico che per 20 anni ci hanno detto che la guerra in Afghanistan serviva a liberare le donne dal burqa, e io mi sono chiesto, cosa che tra l'altro è successa ma non per la guerra, è successa nel senso che a Kabul si è smesso di vendere i burqa. Io sono stato dal sarto più esclusivo dei burqa di Kabul, che era in crisi perché dicevano: meno male che c'è la gente alle province, perché qui in città non si li comprano più. Perché non se li comprano più? Perché i posti di blocco sono un problema e perché ormai sono il simbolo delle prostitute sulla strada dell'aeroporto, quindi nessuno le vuole più. Però io poi mi sono sempre chiesto, ovviamente non mi prendete alla lettera, è un'iperbole, ma perché non abbiamo invaso l'Arabia Saudita? No, nel senso che in Arabia Saudita fino al 2019 l'hijab, che è l'equivalente del burqa, era obbligatorio. Le donne fino a 2 o 3 anni fa non potevano guidare l'auto, però erano quelle che hanno chiesto di guidare l'auto stanno in galera, eppure l'Arabia Saudita non l'abbiamo mai invasa. Quindi evidentemente c'è una, come dire, soggettivizzazione della giustizia, di ciò che sia giusto. E pensate a quello che sta accadendo col petrolio. Allora, gli Stati Uniti mettono al bando il petrolio russo, che del resto copre solo il 3% del loro fabbisogno. Il Regno Unito fa qualcosa del genere, del resto hanno i giacimenti del Mare del Nord. L'Europa dipende al 30% dagli idrocarburi russi e dal 40% dal gas russo. Che succede? Che per evitare quello che sta succedendo, cioè che tra poco si sceglierà che praticamente il Montepulciano costa meno della benzina, praticamente gli americani vanno dal Venezuela, vanno dall'Iran e gli dicono sostanzialmente: vabbè, dai, quello che è successo fra di noi è successo, guardiamo avanti, avevo bevuto quella sera, e quindi rimettete il vostro petrolio sul mercato dopo che per anni ve l'abbiamo impedito con le sanzioni, perché così il prezzo del petrolio viene calmierato. Però noi stiamo dicendo che dobbiamo liberarci giustamente, per carità, della dipendenza energetica dalla autocrazia russa, però ci va bene la dipendenza energetica dal democratico Iran, dalla democraticissima Arabia Saudita e da quello che fino a ieri, cioè il Venezuela, consideravamo il grande male, il grande Satana in Sud America. Quindi c'è un relativismo del nemico che serve a giustificare come dire, le nostre scelte belliche. C'è un film, ce ne sono tanti, ma c'è un film particolare che si chiama 12 uomini, che racconta una storia vera. Quando il 19 ottobre del 2001 c'è questo inserimento di truppe speciali in Afghanistan, 12 uomini,
che tra l'altro fu un'operazione di un successo clamoroso da manuale, e a un certo punto in questo film si mostra come loro incontrino Dostum e come alla fine c'è l'unione fra questi militari occidentali e questo invece più ruspante militare e comandante afghano si uniscono le forze e combattono i talebani. Piccolo dettaglio, nel film non ci raccontano che Dostum, che aveva fatto a pezzi Kabul con la guerra civile, stuprato e fatto stuprare donne e bambine, inflitto una sofferenza assoluta sulla popolazione della capitale, di lì a pochi giorni farà prigionieri oltre 300 talebani e li chiuderà in container lasciati sotto al sole e li farà morire asfissiati. Cioè un criminale di guerra che in quella visione molto settoriale, in quel film, diventa un eroe. Io il 17 settembre del 2009 sono sopravvissuto per puro caso al peggior attentato contro le truppe italiane in Afghanistan, e quell'attentato porta la firma di Sirajuddin Haqqani, che è un uomo che il senatore Wilson, cioè il grande padre dell'operazione Ciclone, dei milioni di dollari che abbiamo dato ai Mujahideen per combattere i russi, definì il bene incarnato. Non oso pensare se era il male. E quindi credo che ci sia un problema e una necessità di reclamare il diritto a essere informati, il diritto al pensiero critico, ma soprattutto io, insomma, quando faccio cronache spesso uso il condizionale, uso il dubbio, sottolineo che sono opinioni, che sono ipotesi, e a me fanno molto paura le certezze, e quando si parla di guerra, perché sono certezze che durano un giorno e servono spesso a soddisfare, come dire, a calmierare le nostre paure, ma no, è una guerra lampo, è finita. Poi che succede? Che in questa grande lavatrice che è il ciclo delle notizie, per cui l'ultima notizia scaccia la penultima, il Covid è scomparso, cioè abbiamo l'indice di positività al 15%, però del Covid non se ne parla più. Io temo che a breve l'Ucraina andrà a rimpolpare la lista dei conflitti dimenticati, spero di no, spero che si arrivi a una soluzione negoziale nei prossimi giorni, che sono cruciali, ma se si scavallano i prossimi giorni la guerra diventerà un pantano e noi passeremo, anche in tutto il mondo occidentale passeremo avanti. Del resto da 8 anni si combatte in Yemen e mi sembra che non ce ne siamo dimenticati, da 11 credo in Siria, eppure ogni tanto compare e ce la siamo dimenticati, e purtroppo io devo aggiungere che in corso non ci sono 70 conflitti nel mondo, ma 370, e di questi quasi tutti sono dimenticati. Per cui, diciamo, noi col nemico calmieriamo la nostra paura fin quando poi non ne troviamo un altro di nemico e la guerra che si era avviata per liberarsi dal nemico continua a tempo indeterminato e diventa, come dire, un paziente cronico di quello che poi alla fine ti occupa solo i letti in ospedale, tanto non c'è niente da fare. Grazie Nico Piro. Grazie Simonetta Gola. Grazie Andrea Pennacchi. Grazie Emergency a Mara Rumiz qui a Venezia e grazie Antonella Magaraggia dell'Ateneo Veneto. Grazie a voi per essere stati qui. Leggete Una persona alla volta di Gino Strada, che ripeto è edito per i tipi di Feltrinelli.